Prende il via a Vittorio Veneto il Festival di musica da camera. Quale emozione per queste giornate molto intense? L'emozione è grandissima, quindi non so quale tipo di emozione, ma ce ne sono tantissime. C'è curiosità, c'è anche un po' di paura ovviamente, c'è tanta voglia di fare bene, quindi questa è la cosa principale. E niente, siamo tutti carichi, io sono carichissima, quindi siamo assolutamente pronti per queste giornate. Questa sera comincia il tutto, quindi non vediamo l'ora. Una bellissima novità che riporta Vittorio Veneto a una musicista nata in questa città che vuole proprio offrire alla sua città, alla quale è ancora molto legata, quello che è il suo bagaglio culturale, di conoscenze, di rapporti, di relazioni, creando appunto all'interno della nostra città questo festival che sta portando musicisti di tutta Europa. Come è nata l'idea di questo Festival di musica da camera qui a Vittorio Veneto, la tua città natale? Mi sento di dire che è abbastanza semplice perché io sono vittoriese, quindi sono nata a Vittorio Veneto, cresciuta a Vittorio Veneto, trapiantata poi in Svizzera, ora in Francia, però sempre con le origini a Vittorio Veneto, quindi il mio più grande sogno è sempre stato quello di riportare a Vittorio Veneto una parte della musica che sto condividendo fuori, di riportarla a Vittorio Veneto anche per un gesto di ringraziamento per la mia città e anche perché secondo me è una cosa che può veramente andare avanti molto bene, che può proseguire molto bene nei prossimi anni, quindi io sono molto positiva. Ecco, a Vittorio Veneto ci sono già altri appuntamenti musicali molto importanti, questo va ad impreziosire quello che è il titolo di Vittorio Veneto, città della musica. Certo, sicuramente questo è un appuntamento un po' particolare perché appunto sono tanti piccoli, appuntamenti tutti messi insieme, quindi sono dei piccoli eventi che però si raggruppano tra loro per formare un piccolo grande festival che ancora non c'era stato a Vittorio Veneto, quindi mettendo insieme poi appunto la musica da camera con artisti internazionali. Nella mia città, essendo vittoriese, mi è sembrata una bellissima combinazione e secondo me degna di Vittorio Veneto. Ovviamente si amplia l'offerta musicale cittadina. Si amplia ed è per ora la prima edizione, quindi è un esperimento che speriamo riesca, che abbia il gradimento del pubblico vittoriese e non solo, per diventare, perché no, magari proprio un appuntamento che possa intervallare gli altri due importanti appuntamenti che abbiamo come città della musica, che sono il concorso nazionale corale e il concorso internazionale di violino. Diamo gli appuntamenti per questi giorni. Venerdì 16 settembre c'è il concerto di apertura al Teatro da Ponte alle 8:30. Sabato 17 ci sarà, tempo permettendo, alla mattina un evento speciale al Santuario di Sant'Augusta, simile a questo, con 15-20 minuti di musica solo archi, mentre nel pomeriggio alle 6:30 ci sarà il secondo appuntamento, un po' più importante, con un concerto vero e proprio al Teatro da Ponte, e ci sarà poi il concerto di chiusura il 18 di settembre alle 5 al Teatro da Ponte sempre, e vi aspettiamo numerosissimi ovviamente. L'invito da fare ai vittoriesi qual è? L'invito da fare è che se hanno voglia di sentirsi della bellissima musica da dei musicisti incredibili e da delle persone veramente che merita conoscere, di venire a sentire i concerti, perché è un evento veramente da non perdere. Partecipate, venite, godete di questi appuntamenti meravigliosi con la musica da camera.